Ogni 20 giorni viene fatto lo screening. Medici, infermieri, OSS, ma anche il personale amministrativo e poi gli specializzanti, i tirocinanti, più di 8.000 persone, tutte controllate quasi a vista. L'azienda ospedaliera universitaria di Padova, che i tamponi tra molecolari e rapidi continua a farli quotidianamente. E il dato che emerge è la quasi completa immunizzazione. Abbiamo somministrato più di 17.000 dosi di vaccino e quindi abbiamo coperto gran parte, insomma, in maniera appunto completa i nostri dipendenti. Praticamente azzerato il numero dei positivi. Avevamo un picco durante la fase appunto novembre-dicembre che superava ben i 300, ma ben oltre i 300, adesso siamo sotto i 30. Un sospiro di sollievo per tutti, per chi arriva da fuori, ma anche per chi lavora all'interno dei reparti. Ci sentiamo anche più protetti nel momento in cui andiamo a vedere continuamente pazienti Covid. Perché noi non viviamo in ospedale, noi siamo anche medici di clausura, però insomma veniamo anche dall'esterno e quindi risentiamo dei contagi esterni. Un problema in passato anche per chi, non positivo, ha dovuto comunque fermarsi per sottostare al regime di quarantena.